Presidente, un antico adagio che però è sempre attuale. Rappresentanti di una comunità cittadina e quindi devi dare l'esempio in tutto e per tutto, e qua si parla anche di un esempio che coinvolge la salute. Sì, noi riteniamo che sia importante che anche la politica veronese sia in primo piano per dare un esempio soprattutto ai giovani. Quindi riteniamo che tutti i politici di Palazzo Barbieri, dal sindaco alla giunta, ai consiglieri comunali, possano sottoporsi a questo test e che il dato venga poi pubblicato sul sito del Comune di Verona. Naturalmente parlavo di possano perché sarà facoltativo, ma è altrettanto evidente che insomma in caso di dissenso, in caso di diniego a questo tipo di test, ognuno poi si faccia la propria valutazione, ma confidiamo che naturalmente ci sia la più ampia condivisione di questa mozione di cui parleremo giovedì in Consiglio Comunale e che appunto possa da Palazzo Barbieri partire un messaggio veramente positivo e importante contro la droga per tutti i cittadini veronesi e soprattutto per i giovani veronesi. La parte scientifica, cioè l'accompagnamento attraverso le ASL di questo progetto, proprio per seguire un sentiero tracciato per capire quali sostanze andare a cercare. Sì, noi chiediamo appunto un protocollo di intesa con l'ASL in modo che ci forniscano dei test che siano il più possibile obiettivi e oggettivi, quindi attendibili da qui a qualche mese addietro, per cui non vogliamo indagare cosa è successo negli ultimi 20 anni di una persona, anzi assolutamente, ma semplicemente fornire una traccia di quello che è l'attuale stile di vita comportamentale per quanto riguarda questo tipo di dinamica.